Quanti metri è alto questo albero? 6 metri. Realizzato tutto all'uncinetto? Sì, Ma quanto lavoro c'è dietro? è parecchio. Cosa serve intanto? La lana. Lana e l'uncinetto. L'idea è stata mia e mi ha aiutato questa mia amica. Avete già realizzato qualche altra volta un albero all'uncinetto? In passato? Io sì, da sola però la prima volta l'ho fatto. Era più piccolo. Era più piccolo, era 3 metri. Questo è il doppio, è 6 metri alto. In mezz'ora si fa una mattonella. E poi bisogna unirle tutte insieme. Prima sì, poi si lavora a strisce e poi si uniscono tutte assieme. Qual è la parte più difficile? No, poi di sopra quando si deve alla fine, che deve andare a finire. Quando hai imparato a... Ma io da piccola, da ragazzina, ho sempre lavorato all'uncinetto, pure con il cotone, fare i centrini, fare merlettini, per la chiesa, per tutto. Cosa si prova in questo momento? È bello, certo è bello, perché a me piace pure fare le coperte, ho fatto pure delle coperte di lana, cuscipresini di lana, le sottopentole. Siamo Borgo di Caprileone. Caprileone. Lei abita proprio qui. Quanti abitanti fa in questo borgo? Qualche 180, 190. E invitiamo a venire qui in questo borgo a Caprileone a vedere da vicino questo albero che resterà qui in piazza sino a quando? Fino al 6 gennaio. Bene, la saluto e le auguro un buon 2025. Grazie.